Ecco, i ragazzi si scambiano un po' di parole di incoraggiamento e arriva il momento in cui effettivamente inizia questo fantastico primo game di questo set. Iniziamo subito. Beh, noi sappiamo di certo che ci sono un po' di fattori che rendono Peppino in questo caso un po' un underdog. Tuttavia, siamo qui. Oh, un hit? Già sta andando meglio di molti. Ok, carica il charge shot. Bella extra. Mamma mia, un sacco consistent. Vediamo delle bombe. Tentativo di fare il... Tentativo di fare un po' di recovery aggressive che però non funziona tanto bene in questo caso. Finisce un po' in Francia. Altra edge trap situation. È difficile andarsene all'edge contro Quick. L'edge trapping assolutamente di altissimo livello. Quello che è importante è cercare di far contare il più possibile ogni hit. C'è l'advantage il più possibile. Mamma mia che mix up, che drift. Fatto fair. Ok, allora abbiamo una situazione di stallo all'edge. Pino che cerca di trovare una soluzione. Non è facile. Puzzle dove i pezzi si spostano costantemente, quindi non è troppo facile andare a risolvere questa faccenda. Beh, di sicuro c'è una certa lead in questo momento da parte di Quick. Questo però non nega quello che noi crediamo nel cuore che possa succedere prima o poi. Morto. Sì, è un po' difficile recuperare con le bombe per come si chiama, per Peppino. Robin in generale, personaggio al quale se bruci le risorse di recovery prima o poi semplicemente non importa quello che fa, muore. Oh mamma mia che dash attack, overshooting, up B, lo manda verso l'alto, uscia questo advantage, ottimo il Bair. Cosa? Ha rotto il set B col missile. Ok, comunque è aspettabile, lo possono fare molti proiettili. Semplicemente non ho mai visto il set B usato per questo. Mamma mia, c'era dall'edge trap, non dico illeso, ma comunque assolutamente nel best case scenario. Da un B, tantissimo da un B. Mamma mia, dash attack. Questo è stato uno dei game di sempre. Però dai, sono divertenti. Small Battlefield. Sasizza con parole di sostegno che se Peppino fosse qui per leggerle cambierebbero le sorti del set. Tanto vediamo, questo era button check, dice Gabri. Magari. E invece ragazzi, il primo game effettivamente arriva al suo termine. Vediamo come va Samus contro, cioè Quick contro Peppino, questo secondo game. Vediamo. Ok, Peppino ha avuto un piccolo problema. Quick senza pietà, fare charge down air. Aiuto. Ma che cazzo è successo? Mamma mia, veramente una stock cancellata in un'interazione brevissima. Mamma mia, questo ragazzo è un killer. Put the price in the bag. Oh, down thrown air. Ci piace vedere le combine. Oh, un ledge trap che ha avuto successo con un bel neutral B. Ok, buona così. Aia.
buona. Oh, bel fail. Ok. Abbiamo una situazione. Cioè, il fatto è che il disadvantage qui è così forte che Peppino a grandi difficoltà effettivamente fa realmente valere quelle che sono le sue win. Cioè, le sue win, però chiaramente. Che dobbiamo prendere un game. Ottimo il Metal Beast, stavolta Peppino è stato pronto al cancelling del suo proiettile. E il Nair, mamma mia. Oh no, la bomba. Bomba. In realtà... Oh, Fair. Pino già in situazione di advantage. Da un Trovair. Questa è un po' una situazione bruttissima. Ok. Siamo vivi. Un po' meno in questo momento, cioè vivi ma non troppo in salute. Però l'importante è provarci, nel senso. Ma è difficile passare quello che sto facendo perché qui in questo momento sta proprio demolendo ogni tentativo di Peppino di approccio. Ogni... Oh, ho preso uno stock, fantastico. Bel Nair. Ha fatto spot, ci sapeva tutto. Magari non so quanto si aspettasse nello specifico del Nosferatu, però di sicuro si aspettava una grab. Oh no, tentativo di roll bloccato dalla grab. Spara. Bel Nair. Peppino molto paziente nello scudo. Oh, un Nosferatu. Questo ci serve, questo ci piace. Oh, questo era un ottimo setup. Bel Nair. Ok, stiamo vedendo Peppino che inizia ad avere un po' più di voce in capitolo in questo game. Ma era un per perfilo da un tizio. Mandiamo una lettera a Masashimo Sakurai, che è l'assistente di Masahiro Sakurai. Comunque un po' di banter, i due players scherzano un po', scambiano qualche parola, si studiano anche outside of the game. Ok, fair, fair, ok. Cani con entrambi i loro proiettili, il problema è che quelli qui sono molto più forti. Ci prova, non era male come idea, probabilmente. Oh, oh! Situazioni... No! L'ha missato! Mamma mia che mix up! Col Nair! Però anche Peppino ne ha uno. Bella backthrow. Command of stage. Ok. What? Sì, questa me l'ha fatta ieri notte 750 volte. È veramente difficilissimo riuscire a sfuggirci. Ok. Questo è buono. Ok, bel dash attack. Comunque Peppino con uno svantaggio che attualmente sembra essere un po' inferiore rispetto ai game precedenti. Bella la grab. Wow, quanta pazienza da parte di Quick. Ci prova. Questo è un po' una sigla. Oh, bel fail, prende la stock. Ah, la scoreboard, scusate, i game passano così in fretta che non mi dimentico di attivarla. Poi sono anche fuori casa con 4 ore di sonno da stamattina alle 9. Così qua.
Oh, bello sferato, ci serve, ci aiuta molto, ci piace, lo apprezziamo, eccetera, eccetera. In un'altra situazione di destra, micidiale del peppino. Oh! Oh! No, peccato, perché quel down air è stato un mix up davvero interessante. Ma il nerd di Quick intercetta Peppino sulla sua recovery. Bella down throw. Però non apporta evidentemente, quindi non so quanto bella. Beh, di sicuro era una down throw. Ok. Perché sta per un juggling, ma difficile intercettare Quick. Cerca di coprire la piattaforma, ma non è così ovvio quando un player di questo livello ci si trova a affrontare un player di questo livello. Bella jab. Ok. Ok. Stiamo vedendo comunque un po' una risposta da parte di Pino in questo momento. Bellissimo. Ok. Importante usare questa situazione il massimo, il meglio possibile. Aveva un esame, mi pare, signor lei. O comunque non è qui in Sicilia. Solo Mimim poteva salvare la Sicilia. Ok. Oh! Fantastico mix up, ma perfetta di da parte di Quick che sopravvive. Oh! E... oh! Prende la stock! Lo manda all'ultima stock! È la prima volta che succede in tutto il torneo questa cosa. Oh! Ok. Iniziamo 100% da parte di entrambi. Ha detto no. Ha visto che finito Fletch, ha detto oh no, quindi... oh no. No, la bomb. Sì, grab raga. Cosa fa spesso? Charshot grab, però non so quale sia la risposta. Ma facciamo fake charshot grab. Fino ancora vivo. Peace never dies, except sometimes he actually does. Oh dai, comunque, prima volta che qualcuno, se non sbaglio, in tutto il torneo riesce a portarlo un attimo all'ultima stock. Certo, c'è un po' questa situa in cui finisci all'edge, muori.